Allora Gordie, al chiulè da ursi 5.000 oms e 1.000 vai ciels, e al diaval campament di Epegnot, per plombare sul campamento degli Giudeos, e per il fruciaio, quando non si aspettavano. I oms de Acre i segnavano la strada. Ma Giude, al venire a Savelu, e anche lui al partito con i suoi guerrieri, per affrontare gli sforzi del re che erano in Emmaus, intanto che salti schiris e erano anche mos sparniciati e lontani dal campamento. Gordie, arrivata al campamento di Giuda in plena notte e non chiatta nessuno. Allora si mette a cirire un pismon disegno, che chi è san schiampante. Invece Giuda, appena che si fa sedere, al compari tal plan con 3.000 oms, non avevano però né corassis, né spadis come che varesse imbramati. A vedere che il campamento dei forest ali era ben difenduto e rinforzato, con la cavalleria che lo cercava, e tutte indi mistir per condiguere. Ma Giuda ordise ai suoi oms, non stai a vapore, se sono in tanti, e neanche a spaventarsi dall'orimpit. Bisaisi, che molti nostri svonsi sono stati salvati dal Mar Rosso, proprio giusto quando il faraon correva da con l'esercito. Al cien la neste voce verso il cielo, perché il palesi con non so ben volè, che si visi dal pat fatto con i nostri svonsi, e che il fruci ue che sti schiri scovendevano di noi. Così, tutti i popoli tigneranno a mens, candion cas Francia e al salve Israele. I stranieri e alzarono i voi e a vedere che gli altri si venivano in davanti. Allora a saltare in fuori dai campamenti per combatti. Gli oms di Giuda e suonarono gli strombi e attaccarono. I foresti furono battuti e a schiampare verso il plan. Ma chi che erano più in daur, a colare in sol la spada. Correre in daur fino a Geser e finti stiavielis di Indumè e di Asdod e di Amnie. Han fuori coppato un 3.000 di loro. Quando Giuda e i suoi oms a tornare in Daur, gli disse alla sua ente, non stai a avere tante brame di Rafadot, perché vengono anche mottance combatti. Gordie e i suoi oms sono sulla mon, donde di no, perché tegnissi pronta a affrontare il nemico a combattilo. Più in là, ora faresco un comodo tutte la robe. Non aveva neanche finito di dire che comparì un'eschiria che veniva io de monte. Difatti avevano veduto che loro erano stati sbattuti e che gli altri gli davano fuoco al campamento. Il fuoco che si vedeva al palesava ciò che stava succedendo. Vedendo un tal, si spirtarono a morte e quando chialarono io tal plan e a vedere gli schiris di Giuda pronti a attaccare, a schiampare in due tettiare dai Filisteos. Allora Giuda, al tornare a fare il campamento, a ingrumare in un stradio di aur e di arente, e di pieciamente intengiude di purpure viole e di purpure color dal mare, e tante altre robe di valore. Tal tornò in Daur e chiantavano e benedivano il cielo, perché le bon il suo buon cuore alle par sempre, che fu una giornata di grande liberazione per Israele.